Un blitz all'alba, ma con mesi di indagini che lo hanno preceduto. Poi è arrivato il momento giusto e i militari dell'Arma hanno dato esecuzione a misure cautelari decise dal GIP di Pordenone nei confronti di 6 persone nelle province di Pordenone, ma anche Venezia e Padova. Un'inchiesta finalizzata al contrasto della cessione di eroina e cocaina compiuta da italiani, ma anche nigeriani e albanesi. L'indagine riguarda anche le province di Treviso e Rovigo. Nel corso delle verifiche erano già state arrestate 8 persone in flagranza. Si muovevano tra parchi pubblici e aree esterne a supermercati, incuranti del lockdown. Assolutamente no, l'abbiamo già ampiamente dimostrato. Ragazzi, consumatori e assuntori di sostanze stupefacenti non hanno assolutamente compreso la necessità, l'obbligo anche di permanere nelle proprie abitazioni, mancando, per quella che è la mia personale opinione, ma che è comunque condivisibile, assolutamente di rispetto per chi ci ha rimesso la vita, per chi si è speso per contenere la pandemia. E quindi con questa operazione, che mi sento di poter dire non è nelle fasi conclusive, ma avremo ulteriori risultati investigativi, riteniamo di aver debellato un importante traffico di sostanze stupefacenti, di eroina e cocaina. Purtroppo, paradossalmente, siamo di nuovo al cospetto di ragazzi, di giovani, ma anche di over quarantenni che si bucano, e quindi torna l'eroina gialla, tra l'altro di pessima qualità, ovviamente assieme alla cocaina, e abbiamo anche dati oggettivi di riscontro di consumo di MDMA, ovvero ecstasy, pastiglie di ecstasy, e nel caso dell'attività investigativa iniziata monitorando una ragazza che sta cercando di uscire dalla dipendenza di eroina, quindi in cura al CERT, assumeva delle pastiglie di Suboxone, appunto farmaci dedicati per cercare di uscire da questa dipendenza, che però anziché assumerle poi le vendeva. 60 spacciatori sono stati segnalati ai prefetti di Pordenone, Treviso e Belluno, varie anche le donne coinvolte, come 2 sorelle, una spacciatrice e l'altra acquirente abituale. Gli ordini venivano effettuati per lo più tramite WhatsApp. Dalle indagini emerge un preoccupante ritorno all'eroina tra i giovanissimi, oltre a una ripresa del crack. Molti di loro sintetizzavano il crack utilizzando ammoniaca e altre sostanze, e quindi anche ingerendo veramente cose dannose. È purtroppo un dato ricorrente, non si rendono conto che fanno del male a loro stessi, con tutte le conseguenze nel sistema psicofisico e soprattutto in quello cerebrale, ma evidentemente la dipendenza provoca anche questo.